Una volta che abbiamo deciso di seguire Gesù e di, come dice San Ignazio, di cercare di conoscere sempre più profondamente Cristo per più amarlo e seguirlo, San Ignazio mette una serie di meditazioni sulla vita di Cristo. Questa seconda settimana nel mese di esercizi dura più di una settimana di giorni, almeno 10-12 giorni, perché in un certo senso si medita, si fa una specie di lezio divina su tutta la vita di Cristo. E quasi all'inizio di questa seconda settimana si mette una meditazione che si chiama di due bandiere, per capirci che si tratta che in questa conquista alla quale Cristo Re ci ha invitato, conquistare gli uomini per portarli al regno del Padre, e che noi siamo stati impegnati in seguirlo, abbiamo scelto quello, c'è una meditazione per distinguere chiaramente qual è la bandiera, nel senso di che c'è un altro, il diavolo, che tenterà di mettere tutti sotto il suo regno. E perciò ci sono come due stili, due strategie diverse, d'accordo all'esercito al quale appartiene ognuno. La bandiera sempre di solito è quel segno che raduna ai combattenti di una squadra, di un esercito. Per capire meglio questa cruciale meditazione bisogna rievocare il clima della cavalleria. Sono due le forze opposte, una quella di Cristo, un'altra quella di Satana. Ci sono quindi due bandiere e la grazia che uno è molto interessante. Gerusalemme significa città di pace e Babilonia confusione. E noi stiamo vivendo un clima di confusione, grossa confusione. Già non si sa che cosa è naturale, soprannaturale, che cosa è buono, che cosa è cattivo. Una confusione molto grande. Perciò dietro questa confusione c'è sempre qualcosa del diavolo. Che cosa uno deve chiedere? Da una parte, conoscenza degli inganni del malvagio condottiere e aiuto per difendermi, e conoscenza della vera vita e la grazia per imitarlo. Non è questione di scegliere bandiera, perché già abbiamo scelto quella di Cristo, è semplicemente renderci conto che alle volte vengono delle tentazioni proprie o lo stile che non è proprio quello di Cristo. Bandiera di Satana, immaginare come se il condottiero di tutti i nemici si insediasse in quel campo di Babilonia con su una grande cattedra di fuoco e fumo, dall'aspetto orribile e spaventoso. Anche quello è interessante come lo presenta San Ignazio, come fuoco e fumo, cosa che fa ardere, cosa che confonde, che non permette di vedere le cose come sono. Cattedra di fuoco. Considerare come chiama a raccolta innumerevoli demoni e come li sparge alcuni nella città, altri in un'altra, e così via nel mondo intero. Quindi inviati a provincia, luogo e condizione, in modo che non c'è neppure nessuna persona che non sia tentato dal diavolo.
considerare il discorso che li fa e come li esorti a mettere reti e catene. Molto interessante questa espressione, perché ciò che il diavolo vuole è prendere l'uomo che cominci a peccare, che commetta dei vizi, che cada nei vizi, la ripetizione dei peccati fa creare in noi quei vizi e poi si fa una specie di rete e catene. Una volta un uomo descrisse la sua situazione in un modo, io penso, sono quelle cose che alle volte si dicono e che definiscono la realtà com'è, dice: mi ho creato la mia propria gabbia. Era un uomo che aveva iniziato con il vizio dell'alcol e poi aveva caduto nella droga, e quindi la ripetizione di atti, e lui diceva che ogni volta che era rattristato per qualcosa o inquieto, che non cercava rifugio in quelle cose che alla fine hanno creato come una psicologia nella quale rimane racchiuso. Molto interessante. Ho creato la mia propria gabbia, e quello è il vizio. Rete e cateni. Anzitutto devono indurre in tentazione di cupidigia delle ricchezze, così inizia il desiderio delle ricchezze, e poi l'orgoglio, il vano onore del mondo, e poi l'orgoglio, e dall'orgoglio la superbia a tutti i vizi, in modo che il primo gradino sia quello delle ricchezze, secondo degli onori, terzo della superbia. Qui un grafico molto interessante: mettere reti e catene. Di solito metto per i ragazzini, i giovani, la immagine molto semplice: un adolescente che papà e mamma le hanno regalato il motorino. Desiderio di possedere qualcosa, poi perché ha il motorino, gli altri non li hanno, sembra che lui è superiore e quindi comincia a menosprezzare gli altri, e già abbiamo i 3 passi. Desiderio disordinato di un bene, poi vano onore e poi l'orgoglio. È finito. E alle volte capita anche con gli uomini adulti o uomini adulti con la macchina, una macchina un po'... Vedete che è molto semplice il meccanismo: è desiderio di qualcosa, pensare che per quello io sono superiore agli altri e così via. Alle volte non sono cose materiali, alle volte è un titolo, sotto il titolo di licenziato o dottore, che quello cambia molto nella persona, e quindi quello adesso, e comincio a disprezzare gli altri come, scusa, tu non hai studio, E cos'è quello? La bandiera del diavolo. Vedete che mi sembra che è molto semplice, noi possiamo aver conosciuto e forse anche noi caduto in queste cose. Alle volte può capitare. Quindi 3 passi: desiderio delle ricchezze, poi degli onori por superbia, e da quelli a tutti gli altri vizi. Invece la bandiera di Cristo si presenta in modo opposto. E Cristo nostro Signore, in quel campo di Gerusalemme, in un luogo umile, bello e grazioso, chiama a tutti, a tante persone, apostoli, discepoli, e li manda per tutto il mondo a diffondere la sua sacra dottrina fra persone di ogni condizione e stato. Cioè,
Non si tratta soltanto di un gruppo scelto, ma di tutte le persone. E qual è il discorso di Cristo nostro Signore? Guarda che si tratta non dei suoi seguaci e dei suoi schiavi, bensì dei suoi servi ed amici. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Chi invita a tale missione col mandato di voler aiutare tutti conducendoli, quindi voler aiutare tutti, non voler mettere catene e trappole, bensì voler aiutare tutti. A che cosa? A queste tre cose. Primo, alla povertà di spirito, cioè che l'uomo sia libero di fronte alle cose, che non sia attaccato disordinatamente alle cose, la povertà di spirito, e anche se Dio ci vuole anche povertà materiale o attuale, non soltanto il desiderare essere libero delle cose, ma anche rinunciare alle cose. Secondo, al desiderio dell'obbrobrio e del disprezzo, in quanto da queste due cose discende l'umiltà. Chi vuole seguire me, prenda la sua croce. E beati voi quando sarete insultati, calunniati da tutti per causa mia, non per causa di un comportamento cattivo, ma per causa mia. Così che abbiamo anche tre gradini. Il primo, povertà contro ricchezza; il secondo, obbrobrio, disprezzo contro onore mondano; e il terzo, umiltà contro superbia. E da questi tre gradini tutte le altre virtù. E se uno va al Vangelo trova questa invitazione di Gesù. Infatti quando Gesù annunzia che dovrebbe morire, eccetera, eccetera, e colui che vuole seguirlo deve prendere la croce, tutto quello, Pietro le dice: no, Signore, questo non accadrà. E Gesù lo rifiuta, dice: allontanati da me, Satana. Perché? Perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini. Se uno pensa al disonore e uno pensa all'obbrobrio, essere schernito dagli altri, uno non desidera direttamente quello. Però qui si tratta di accompagnare Gesù in quello. Pensate piuttosto che cosa è accaduto a Pietro quando Gesù era condannato per paura di che non so che cosa le capitasse, rinnega Cristo invece di accompagnarlo. Poi lo accompagnerà e morirà anche in croce. Per il momento della passione, come che non ha battagliato sotto la bandiera di Gesù. E quindi non è semplicemente desiderare il disonore o il menosprezzo perché io mi compiacquo di quello, no, è semplicemente accompagnare Cristo nella sua battaglia e non avere paura di essere schernito da altre persone, specialmente dai mondani. Dice San Ignazio alla fine: farà un colloquio con Nostra Signora, con la Vergine, perché mi ottenga dal suo Figlio e Signore la grazia di essere accolto sotto la sua bandiera, cioè è una grazia che io devo chiedere.
Anzitutto assuma povertà spirituale e se lui vuole servirsi di me, anche povertà materiale o attuale. Poi sopportando umiliazioni e insulti per meglio imitarlo in questi. Guardate che si tratta della imitazione di Cristo, di accompagnare a Cristo in quelle cose, purché possa sopportarli senza peccato di alcuna persona e senza offesa alla Divina Maestà. Molto interessante questo chiarimento, perché io desidero l'umiliazione, ma non voglio che la persona che mi disonora pecchi, perché non voglio che nessuno offenda Dio e non voglio che Dio sia offeso. Cioè, non è che io voglio che l'altro pecchi perché io sia umiliato. Chiedo soffrire l'umiliazione, ma se è possibile che l'altra persona non commetta peccato in farlo. Quello significa un grosso amore per Cristo, perché se no sto diciamo così, chiedendo una cosa che offende Gesù alla fine, chiedendo che qualcuno commetta un peccato tramite il quale si offende Cristo. Molto interessante quindi questa preghiera e uno deve cercare di farla. E si può, a pagina 11 voi avete l'anima Christi, anima di Cristo, che già l'abbiamo pregato all'inizio della meditazione precedente. Bene, due bandiere quindi, una del diavolo che vuole incatenare, vuole intrappolare tutte le persone, tentandoli dei desideri delle possessioni, di onori mondani, vani, e da lì alla superbia. Invece Cristo, al contrario, la povertà, la libertà di fronte alle cose, poi anche il disonore, accompagnando Cristo, e da lì alla umiltà vera. E dell'umiltà tutte le virtù. Però è una grazia e quindi dobbiamo chiederla. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di metterci sotto questa bandiera di Gesù Cristo.